le pensioni pubbliche saranno sempre importanti, però non sufficienti, sia perché si vive di più, sia perché il sistema contributivo darà una resa più bassa. Quindi la pensione integrativa, complementare, è sempre più necessaria. È già almeno 10 anni che è così, ma sarà sempre di più. Allora è diffusa, non abbastanza, bisogna trovare dei modi per farla funzionare di più. Intanto organizzarla meglio, perché se ci sono troppi fondi e fondini si sprecano risorse. Seconda cosa, io sono molto convinto che sia utile diffonderla sul territorio, come si dice qui, perché la gente è più facilmente coinvolta e convinta dell'utilità se la vede vicino, quindi l'esperienza del Veneto come dell'Alto Adige è assolutamente pionieristica. Bisogna fare molto di più, perché ripeto, i tassi di adesione sono ancora deboli, soprattutto tra i giovani, e i giovani invece saranno quelli che ne avranno più bisogno. Molti paesi europei hanno addirittura trovato dei sistemi praticamente di renderla obbligatoria. Bisogna alzare gli stipendi. Non è che la storia che uno, siccome non ha, è l'uovo e la gallina, no? Dice io non ho i soldi, vabbè, allora sarei un po' meno povero adesso, ma sarei più povero dopo. No, ma ormai gli investimenti devono essere previdenziali sempre di più.